Carabinieri di Padova a guardia della città, che da oggi a mercoledì 15 vedrà un gran numero di presenze di turisti e alcuni avvenimenti di massa come la festa di Ferragosto in Prato. Rilevante è l'intensificazione della presenza dei militari dell'Arma nei monumenti e nei luoghi di culto della città. Non saranno tralasciate dagli uomini del comando di Via Rismondo le periferie e i quartieri abitati che potrebbero svuotarsi per Ferragosto. Considerevole il dispositivo di uomini e mezzi adottato. Oltre ai carabinieri cittadini e dei comandi dell'Interland saranno impiegati anche reparti speciali come il 14° nucleo elicotteri Carabinieri di Belluno, le aliquote di pronto intervento, i carabinieri della compagnia di intervento operativo e quelli delle squadre operative di supporto del 4° battaglione Veneto di Mestre e le unità del nucleo carabinieri cinofili di Torreglia. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle eventuali richieste di persone anziane che hanno scelto o saranno costrette a trascorrere il Ferragosto in città. Gli operatori del pronto intervento, contattabili al numero 112, sono al servizio di tutta la cittadinanza.